Hai capito giusto, musichetta. Questi credo siano i famosi percorsi dove dicono attenti agli orsi, quindi quasi quasi forse è meglio tornare giù e fare il sentiero come tutti gli altri. Sì. Ad un certo punto Singano pensò che forse era meglio seguire il sentiero e quindi decise di raggiungere tutte le altre persone, tutti i China e tutti i tedeschi, sì, di fare praticamente tutti quei sentieri lì dove ci sono gli omini, sì. Where the wind sings a sweet silence, only birds understand, and green stretches for miles, sea caresses the sand, in a place I can hide, run away from it all, no more crowds making noise, gladly fades to memory. Shambhala is waiting, there's a new life, far away from this all, only sound is the voice of the mother surrounding me. Shambhala is waiting, live the life you imagine, awaken and reawaken, heaven under your feet, oh magic. Mamma mia ragazzo, altro che attento agli orsi, attento ai China, sono finito dentro una comitiva dei China, no? E tutti, tutti che spintonavano, tutto quanto, foto con i telefonini, clic, porca miseria, state calmi, state sciolti, cioè godetevi anche un po' sti panoramation. Porco cane, va che sono terribili, tanto che sono riuscito un attimo a isolarmi, porco cane, e poi, io sempre che scattarea e sì che ne fuma. Just imagine, one with nature and science, observing firsthand. Mi sembra di capire che ci sono vari percorsi, no? Cioè non è che è tipo un anello che fa il giro, hai capito? Io vedo che sta passando anche tipo una nave di quelle, sai, le turistiche, no? Che ti portano a vedere i canyon, ecco, ne vedo più di una, guarda. Vedi là dietro gli alberi, no? E io ho solo il bancomat, quindi non so se c'è da pagare, se si può fare. Però intanto io vado per di qua è indicata la grande cascata, la Big Waterfall. All my wrongs reconciled through harmony with the
Vedi, Singano è una di quelle persone che di solito non segue i gruppi, però magari in questo caso non era una brutta idea, insomma, dai. No, vabbè, è comunque un parco nazionale, quindi io torno indietro, ragazzo, torno indietro. Sì, zip zip. Più che altro, sai, ci sono tutti i cartelli attenti agli orsi e io sono qua in mezzo al niente, insomma, quindi da solo, e ogni volta che sento un rumorino, che magari sono gli scoiattoli, difatti è pieno di scoiattoli, sono sempre sull'attenti. Non sono solo scoiattolini, sono dei topini, eccolo là, fermo che adesso te lo prendo, occhio. Fermo. Che cazzo è andato? È andato via? Nah, eccolo lì, eccolo lì. Riesci a vederlo? Fermo che ci avviciniamo. Ce l'hai al centro, adesso è perfettamente al centro. Un topolino che mangia il suo biscottino. Ecco, adesso è andato via. In a place I can hide, run away from it all, Eden's choice. E i tuinoni con i bacchetti, va dappertutto. Arrivato, allora qua c'è un souvenir shop, ma non mi sembra che si vendano i biglietti, sai? Quindi forse in teoria si può andare nella barchetta tranquillamente, c'è incluso nel plesso? Adesso domando. Sì, il capo qua davanti ha detto che è incluso, anche perché insomma là ci sono bar, si possono portare anche i cani, ottima cosa, segna. Già piena di zaina, va bene dai, comunque ogni 30 minuti, puoi portare anche il cane nella barchetta, buona cosa, segna. Fajnie, to jest śnieg wczoraj sypał oczywiście, ale wczoraj, więc mieliśmy tak, Come l'impressione che questa barchetta sia elettrica, senti? Che culto, l'ultimo posto vicino all'acqua. Adesso sì, musichetta. Porco cane, se ne hai da camminare, ragazzo. E d'altronde è un parco nazionale, non è un parco zono, quindi insomma tanto enormissimo. Dai che adesso siamo arrivati alla cascata grande, adesso ti ripinci la musichetta. Yeah, those bright blues hypnotize, but I'm talking about the feeling of deep, deep knowing. If only a person looks. Is it possible to love you more than I thought I had in store, more than I thought I had inside of me? Every day that passes by, every look you look that meets my eyes, 10 years, and still I love you more. To say that I adore you while it's very, very true hardly explains what I feel for you. If I made a list like I've done before, the reasons I feel
say, is it possible to love you more than I thought I had in store, more than I thought I had inside of me? Every day that passes by, every look you look that meets my eyes, 10 years, and still I love you more. All you've done for me, you've kept me alive. All my thanks could never be enough. Ragazzo, come puoi, cazzo, ora toppini che ci sono, è pieno di toppini, come puoi bene aver visto, no? Qua è enorme, per non spacciare. E una cosa che Singano non ha fatto, no? Che di solito faceva sempre, era una buona abitudine, era segnarsi sulle mappe dove cazzo ha preso l'autobus. E quindi adesso, va bene, dai, in qualche modo me la cavo sempre, dai. Is it possible to love you more than I thought I had in store, more than I thought I had inside of me? Every day that passes by, every look you look that meets my eyes, 10 years, and still I love you more. Detto che per il bus si va anche di qua, speriamo bene. Oh, guardati anche le foto delle puntine che dovrebbero essere spettacolari, quindi nel sito e trovi i laghi di Plitvice. Minchia quanto ho camminato, ragazzo, non hai la minima idea. Ok, sono arrivato a queste specie di baretti, vedo tanta gente, non vedo autobus. Oddio, io spero vivacemente che qua ci siano gli autobus, sì, c'è il cartello che indica che di qua si va per gli autobus, ma sai cosa? Quello che penso io è che magari quello che devo prendere io non passa di qua, hai capito? Perché sono da tutt'altra parte di dove ero sceso con l'autobus. Ragazzo, qui c'è la fermata dell'autobus, da capire se porta al camping Morava. Qui pensavo ci fosse un lama, invece è una specie di pastore maremmano. Ok, non è proprio il bus, diciamo che è questa cosa che ti porta alle entrate. Adesso questo mi porterà all'entrata numero 2 e spero sia quella, se no devo trovare dove cacchio prendere l'autobus. Dios mio ragazzo, che straccata. Adesso siamo su in questa specie di trenobus e andiamo. Guarda i nonni China davanti, tutti contenti. Vedi, allora va di moda a mettere gli occhiali a sole dietro la nuca. Però è figo, hai le navette qua, sti trenini inclusi e anche le barche, no? Tutto quanto, bella sta roba. Quanto ho pagato? 100 cune, adesso non mi ricordo quant'è 100 cune in euro. È enorme, ragazzi, guarda che da un bel pezzo stiamo andando avanti con sto trenino qua e va anche veloce, insomma. Adesso ho visto che prima ne è passato uno, forse avrei visto anche tu nel video prima, la motrice qua di sto trenino, Mercedes Unimog. Infinito, ragazzo, infinito di un'infinità pazzesca. Sono già KO, porca miseria. Avevo già idea che era molto grande, l'avevo già capito. In realtà no, cioè quando poi ci entri è molto più grande di quello che ti immagini, molto.
Guarda, sono talmente stufo che non ho neanche più le vertigini. Bellissimo, stupendo, ma enorme, infinito, cazzo, infinito veramente. Porco cane. Persuading it's the only way out. Only love can stop the blood. Will we ever blindly love? Will we ever blindly love the way we blindly spill blood? Another mass murder in America by a homegrown killer with assault rifle. Indoctrined by hate, armed to the teeth, all with legal guns, 'cause we believe in Avevo detto stasera mi faccio anche un'altra doccia in campeggio, ma chi ne ha le forze di fare tutti quei movimenti, quelle cose? Porca puttana, ho camminato per 50.000 miliardi di chilometri. Oh tazzi, va che ho portato via un casco di banane, non avevo voglia di staccarle, le ho portate via tutte direttamente. Per fortuna va una ricarica di magnesio e potassio, anche se qua si riempie roba d'anfetamina che altro. Pietà, cazzo, se arriva l'orso mi guarda e dice no vabbè, tanto ha già fatto tutto lui, non serve neanche che lo uccido. Porca troia. Bello finché vuoi ragazzo, ma ho preso una sgonfa di natura che quando torno in Italia sto 2 giorni a Marghera. Sì, non ha neanche più senso secondo me che ti faccio vedere tutti i video con le cascate, perché ce ne sono talmente tante qua in giro, cioè vai avanti per chilometri e strachilometri, grandi, piccole, medie, ogni tanto arriva il nuvolo, poi torna il sole, mamma mia, infinito ragazzo, infinito. Vabbè, aspettiamo ste barchette che c'è la fila, perché ci sono anche tutte le scolaresche. Adesso ragazzo sono le 3, io l'autobus ce l'ho alle 5, ma andrei anche avanti perché è dalle 9 che cammino non stop. Ok, no, per uscire all'uscita devo andare io, devo mettermi su sta fila qua che c'è tipo qualche centinaio di persone. Minchia, e che non siamo neanche in piena stagione.